allora così. Sì, ma dopo tra un po' ti serve. Sì, deve stare molto fermo. Sì, beh, adesso non sentitevi imbalsamati da essere imbalsamati. Poi dovrebbe arrivare anche la Silvia De Rizzo, ma quando arrivano poi li fanno. Basta muovere i muscoli facciali. E siamo a posto. È anche una tentazione, rilassante, guarda. Bene, buongiorno a tutte e a tutti, grazie della presenza qui in sala e benvenuti insomma a questa diretta a coloro che ci seguono da casa attraverso i social, i canali social del Consiglio regionale. Abbiamo il piacere questa mattina come gruppo del Partito Democratico, e sono qua io in rappresentanza ma anche i colleghi a sostegno, di presentare un libro molto importante a mio avviso, un libro che parla di due mondi di fronte ai quali ci si chiede appunto se un'alleanza è possibile. Il titolo lo vedete alle mie spalle: welfare aziendale e di comunità. Abbiamo qui l'autore e poi ragioneremo anche su alcuni contenuti specifici e dopo ringrazierò nello specifico tutti i relatori qui al mio fianco, ma è davvero un libro corale, fatto di tante voci, di tanti contributi per ragionare e discutere di un tema sempre più attuale e che è necessario porsi come sfida per il presente e per il prossimo futuro. Intanto ringrazio alla mia sinistra il direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone, lo ringrazio davvero per la presenza e la disponibilità a dialogare su un tema così essenziale. Ringrazio dunque Federico Boccaletti, che poi presenterò, autore del libro, Maria Trentin, che è qui presente. In sala ci sono anche Pio Grollo, presidente dell'APS, dell'associazione Noi con Voi APS, ci sono anche con noi Susanna Rossi e Antonella Aceti di Assindat Colf, che sono qui con noi. So che ci stanno seguendo da casa Nicola De Gasperi di Confindustria e Paolo Alfier, coordinatore del forum del terzo settore del Veneto, e davvero ringrazio anche loro, e poi la direttrice di IPAB Villa Serena di Valdagno, Silvia De Rizzo. A tutti costoro, insomma, davvero un sentito grazie per aver accolto il nostro invito a dialogare. Dicevo, un testo importante che nel riflettere sull'evoluzione del welfare, di come siamo passati dalla beneficenza, dai tempi delle opere Pie alla legge Crispi a poi arrivare alla legge 328, ci fa fare un viaggio in qualche modo, un viaggio ragionato, un viaggio critico che cerca di unire o quantomeno mettere a confronto l'universalismo e l'equità a cui siamo arrivati nella richiesta dei diritti, nella risposta ai bisogni, e la multidimensionalità di questi bisogni nell'ambito pubblico, con i passi avanti fatti anche dal welfare aziendale, sempre più personalizzato, collegato alla libertà di scelta. Allora, di fronte a questo vorrei quasi iniziare, perché è poi un tema che si sviluppa molto nei diversi contributi del testo, da Franca Maino ad altri contributi particolarmente significativi, parlando un po' di quelli che potrebbero essere il simbolo di una possibile alleanza, i caregiver familiari. Ormai immagino che molti di coloro che ci stanno seguendo sappiano che sta diventando quasi una ossessione per me, sicuramente un tema centrale di questo periodo consigliare, perché il Veneto, come altre regioni d'Italia, non ha ancora una legge sui caregiver familiari, manca ancora una legge nazionale, c'è l'istituzione di un fondo, c'è una prima definizione, ma non abbiamo ancora una risposta organica, anche se già 13 regioni si sono dotate di questa norma. Perché parlo di caregiver familiari in questo momento e perché parlare di caregiver familiari ha senso quando si parla anche di welfare aziendale? Innanzitutto, sui 7 milioni di caregiver familiari in Italia, 4 milioni e mezzo sono in età da lavoro, quindi spesso sono per la maggior parte donne tra i 45 e i 64 anni, la cosiddetta generazione sandwich, schiacciata tra la cura dei figli e le persone anziane a cui
a cui dare cura e dare seguito, una generazione e una realtà che deve essere vista, riconosciuta, sostenuta e supportata e valorizzata per il contributo di cura che non è soltanto un contributo domestico, ma diventa una questione sociale nell'importanza rispetto a un tessuto sociale frammentato che ricopre. È una realtà che diventa essenziale nella riflessione anche su come i servizi e il welfare aziendale si sta articolando. Quindi, partendo da questo punto di vista e guardando a quello che più volte abbiamo definito un esercito silenzioso che davvero ha bisogno di maggiori tutele e maggiori riconoscimenti, la prima cosa che mi viene da chiedere a Federico Boccaletti, passandogli la parola, è perché c'è una necessità di provare a costruire alleanza tra welfare aziendale e welfare di comunità, perché ci troviamo a dire oggi che è una sfida necessaria. Allora, Federico Boccaletti lo presento, è appunto autore di questo testo, è anche vicepresidente dell'associazione della realtà anziani e non solo. Per 15 anni è stato responsabile di società di consulenza organizzativa. Nell'Agenzia del Ministero del Lavoro per le Politiche Attive coordina i progetti di mobilità geografica e professionale e si è occupato di competenze di cura in numerosi progetti nazionali ed europei. Da sempre, è proprio il caso di dirlo, impegnato nella ricerca per l'impiego delle nuove tecnologie ICT per favorire la formazione e l'efficacia dei servizi. Che cosa ci racconti di questo testo e di questa necessità? Devo dirti grazie, consigliera Luisetto, perché ci dai questa importantissima opportunità di affrontare il tema. Se 8 anni fa mi avessero chiesto se in fondo a questo libro avrei messo il punto interrogativo, un'alleanza è possibile, punto interrogativo, avrei detto, se mi fossi posto il problema avrei detto, ci avrei messo un grosso punto interrogativo. Poi 8 anni fa è successa una cosa per me straordinaria. Nella mia vita, come hai detto, mi sono sempre occupato di politiche attive del lavoro, di organizzazione aziendale, di risorse umane, e poi sono andato in pensione e insomma, mi hanno chiesto di dare una mano in termini di nuovo welfare, politiche per la cura a lungo termine e per l'assistenza. Fino a che 8 anni fa ci chiamano la SEA di Milano, la società di gestione degli aeroporti, ci chiama perché dice che avrebbe bisogno che organizzassimo e che realizzassimo un'assemblea dei suoi lavoratori per parlare dei caregiver familiari. Porca miseria. 2 assemblee, una a Linate e l'altra a Malpensa, affollatissime, partecipatissime, dove si sentiva proprio questo desiderio, questo bisogno dei lavoratori di essere informati, di conoscere quali sono le opportunità di un nuovo tipo di conciliazione, una conciliazione per la cura che consentisse a tante persone di rimanere sul posto di lavoro, ma al tempo stesso di gestire i propri carichi, i propri impegni di cura. E da lì è nata una serie di attività, di iniziative che ci hanno visto partecipare e impegnare in tantissime grandissime aziende. Insomma, non posso fare tutti i nomi, ma insomma, dalle ferrovie statali a Eni, Enel, anche a multinazionali venete, di cui non faccio il nome, ma tantissime aziende, TIM, insomma, Fastweb, che si sono impegnate perché hanno capito che il 40% dei loro lavoratori aveva anche e ha carichi di cura e che per poter mantenere all'interno di queste aziende delle risorse importanti doveva fare in modo che una domanda, che è la prima delle domande che i caregiver pongono in tutta Europa, di essere informati, venisse attuata. Quindi seminari, webinar, attività di formazione e poi attività di sostegno e di supporto come gruppi di mutuo aiuto a livello aziendale e attività di sostegno per il monitoraggio a distanza delle condizioni di salute dell'anziano, tutta una serie di iniziative e di azioni che ci hanno consentito di conoscere questa realtà molto importante, di avere con le aziende un'interlocuzione. Allora a questo momento è saltato fuori un altro tema, ma siccome nell'attività ordinaria con la nostra cooperativa Anziani non solo abbiamo avuto occasione di incrociare tantissimi servizi sociali territoriali che stavano
inventando un nuovo modo di fare servizi sociali. Qui abbiamo una rappresentanza importante in Veneto che sta lavorando in questa direzione. Allora la domanda è: ma perché non cercare di mettere insieme risorse, competenze, capacità e volontà, e quindi unire i puntini e fare in modo che le risorse del welfare aziendale potessero essere finalizzate mantenendo l'autonomia di scelta, la personalizzazione che con le scelte di welfare aziendale sono state attivate, però potessero essere impegnate a migliorare, a qualificare, a sostenere anche i servizi sociali territoriali. E questa è stata, diciamo, la sfida che ci siamo posti, che abbiamo provato anche poi a sperimentare, partendo da una semplice constatazione, e chiudo su questo. Se la metà dei lavoratori caregiver impegnasse la metà delle risorse dei fringe benefit aziendali medi nelle attività di cura, si aumenterebbe del 50% le risorse volte alla domiciliarità dei servizi sociali. Penso, basta solo questo. Ovviamente è una considerazione del tutto astratta, perché sappiamo benissimo che non tutte le aziende hanno welfare aziendale, eccetera, eccetera. Però credo che se lavorassimo su una maggiore consapevolezza, su una opportunità, sulla costruzione e sulla valorizzazione delle esperienze. In questo libro si raccontano tante cose che magari anche poco conosciute. Pensiamo solo al welfare aziendale della bilateralità nel settore del lavoro domestico e del lavoro di cura domestico, che ha sviluppato una serie di iniziative a sostegno soprattutto delle lavoratrici di questo settore, che hanno migliorato tantissimo la qualità della vita e la qualità del lavoro di queste lavoratrici. Quindi insomma queste esperienze vanno valorizzate, messe insieme, vanno promosse, perché soltanto attraverso la consapevolezza credo che si possa fare un passo in avanti, attraverso sperimentazione, guida e soprattutto mettere insieme le forze. A questo punto la risposta è: un'alleanza è possibile, un'alleanza la stiamo già costruendo, e quindi grazie di questa opportunità. È una prima risposta molto incoraggiante, direi, che parte dalla concretezza delle necessità che si fanno sempre più impellenti, ma mette davanti anche uno scenario molto chiaro, quasi quasi o non si va in questa, o si va in questa direzione, o si farà molta fatica a costruire risposte organiche. Fare star meglio chi cerca di far star meglio col proprio prendersi cura diventa allora un vantaggio e una necessità. Chi incarna con la sua vita in qualche modo, non solo nell'impegno nel sindacato, nelle pari opportunità, oggi è responsabile del progetto Caregiver di FNP CISL Veneto, ma anche perché l'ha sperimentato. Possiamo dire che ha sperimentato una forma di alleanza tra welfare aziendale e welfare di comunità, e lo racconta nel libro. È Maria Trentin, che di fronte a figure come Adriano Olivetti, altre realtà scledensi o del territorio vicentino, lei ha conosciuto e sperimentato quella marzottiana valdagnese, quindi che parte dall'idea di città sociale. Scrive nel libro che praticamente all'epoca la Marzotto non si occupava soltanto delle sepolture, di tutto il resto aveva attenzione per quanto riguarda i cittadini valdagnesi. Quindi a lei chiedo come questa alleanza ha inciso nella sua vita e come nell'impegno poi sindacale sta traducendo questa necessità e questo bisogno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sì, io abito a Valdagno, la grossa azienda esistente in zona, la Marzotto, un gran bisogno di manodopera soprattutto femminile, e quindi al bisogno dell'azienda in maniera lungimirante la risposta è stata creare welfare sociale. È stata chiamata la città sociale. Poi noi andiamo a vedere la Olivetti, perché probabilmente hanno lavorato di più sul marketing dell'opzione, però io posso dire che a Valdagno quelli della mia generazione non sono nati in ospedale, in maternità all'ospedale, ma sono nati tutti o a casa o alla maternità della Marzotto. Alcuni interventi sanitari non venivano fatti in ospedale. Io ricordo bene l'intervento delle tonsille,
fatta in un ambulatorio di poliambulatori della Marzotto, per dire. E ancora oggi questa impostazione di attenzione al tessuto sociale che contornava l'impresa, quindi questa comunità, io recupererei proprio il termine, ha portato ad avere la prima piscina coperta del Veneto, il primo istituto tecnico industriale funzionale all'azienda, ma istituto tecnico che esiste ancora ed è ancora molto qualificato. Quindi avere attenzione al territorio, dare risposte ai lavoratori che lavorano nelle imprese lì dove vivono, io credo sia un grosso bisogno, non un passo avanti, ma bisogno per creare condizioni di vita migliori, quindi vicino al posto di lavoro, ma con servizi che una volta riguardavano molto i bambini, perché l'asilo nido della Marzotto era l'asilo per eccellenza, quindi i dipendenti non pagavano un centesimo fino a 3 anni di vita del bambino. Io per 2 figli non ho pagato un centesimo, quindi pensate nell'economia di una famiglia cosa vuol dire questo. Adesso ho chiuso il nido, tutto ricovero per gli anziani, quindi il mondo cambia e si ha bisogno di avere anche attenzione di adeguare tutte le situazioni che contornano il lavoro. Quindi nato da un pensiero lungimirante, si fa contrattazione con welfare aziendale anche lì, però il grosso del welfare era per noi questo. Io non me ne sono mai resa conto di cosa avevo se non ho prima di cominciare ad andare a vedere altri luoghi. Ecco, quindi per noi era abitudine, 150 anni di storia questo, quindi era assodato che era così. Ecco. Allora, io credo siano cambiate molte cose, al di là della demografia, dei bisogni, dei contesti, però per esempio sulla questione del welfare sociale io credo che bisognerebbe cominciare a fare un ragionamento vero e che andasse oltre a un approccio che è utilitaristico. Mi spiego, un welfare aziendale fatto esclusivamente per far risparmiare un po' di soldi di tasse alle imprese e dare qualcosa ai lavoratori non serve perché è consumistico, non va a sostenere la società, il contesto della comunità nei bisogni. Bisognerebbe aiutare, e qui chi legifera dovrebbe intervenire, ma prima di tutto pensarci, dovrebbe essere un welfare che incentiva tutte quelle azioni che non sono andare al supermercato o in palestra, ma che aiuta le persone ad affrontare le cose costosissime che riguardano la cura e l'assistenza di qualsiasi tipo di persona che ha bisogno di cura. Io non faccio distinzione in questo mio ragionamento se è un ragazzino Down, se è un malato oncologico, se è uno che si è infortunato in un incidente stradale o nel lavoro, o se è un anziano. Io parlo di cura nel senso ampio della cosa, tenendo presente chi deve essere curato, ma anche chi cura. Se è vero il dato che neanche il 20% in Veneto sono persone dentro il sistema di assistenza pubblico, quindi case di riposo, ospedali, ADI, SAD, tutto il resto è scaricato sulle famiglie che non hanno supporti sufficienti. Allora, se è vero questo, io dovrei, per avere un pensiero lungimirante, dovrei in ogni mia azione, dico questo del welfare aziendale, ma a me viene in mente anche invecchiamento attivo piuttosto che altre questioni, dovrebbero essere azioni mirate a fare dei passi che portino però a un obiettivo condiviso, quindi coinvolgimento di tutti, quindi un welfare aziendale di qualità. A me piacerebbe mettere anche welfare territoriale, perché per welfare aziendale tu con cosa lavori?
con le grosse imprese, con gli enti bilaterali se ci riesci, poi magari il dottor Barone ci dirà com'è la situazione in Veneto, però in un territorio come il nostro, con tante piccole aziende, bisognerebbe veramente fare un ragionamento territoriale che permettesse di dare risposta a tutti e non ad alcuni, passatemi il termine che so che non è corretto, ma per rendere l'idea privilegiati. Allora, l'approccio che la Marzotto ha trovato 150 anni fa, finalizzato a mantenere in fabbrica forza lavoro, noi dovremmo recuperarlo adesso che abbiamo anche bisogno di avere lavoratori. Cito i dati demografici. Ecco. L'altra cosa che vorrei sottolineare è questa, è una questione sul mercato del lavoro. Allora, io ho imparato che molte persone, soprattutto donne, stanno a casa perché non hanno risposte in termini di assistenza. Una volta finito il lavoro di cura a casa, bisognerebbe, queste si ritrovano senza professionalità o con una professionalità superata, avendo acquisito delle competenze, poche o tante che siano, ma che nessuno riconosce, e si ritrovano a fare lavori in nero o sottopagati, con un bisogno enorme di personale con un po' di qualifica che faccia assistenza nelle case di riposo piuttosto che nell'ADI e nel SAD. Allora, se è vero questo, io credo per esempio che anche la Regione Veneto, che gestisce in proprio il mercato del lavoro, dovrebbe fare una riflessione e vedere cos'è possibile non risolvere, perché le soluzioni sono difficili da trovare, ma almeno sperimentare percorsi per tentare di vedere com'è possibile recuperare lavoratori e lavoratrici in un ambito in cui c'è estremo bisogno. Sapendo che in questo nostro paese non c'è un'analisi vera dei bisogni delle famiglie, c'è a pezzi, e quindi bisognerebbe creare un osservatorio. Io non lo chiedo al nazionale, però al Veneto sì. Se vuole essere un buon programmatore deve partire anche da dati, quindi bisogni delle famiglie. E aggiungo, permettetemi perché sennò poi vado via col magone. Col magone. Io credo che su questo bisognerebbe provare a ragionare in modo che non si nascino solo le famiglie e i lavoratori che le compongono. Quindi una contrattazione innovativa e finalizzata socialmente, recuperare le risorse che vi dicevo, verificare quali sono i settori su cui investire. Io per esempio penso che le figure che possono far star bene me, che sono avanti con gli anni, e chi mi curerà, sono i giovani. Io ricordo un giovane neanche quarantenne in un convegno che ci diceva: io ho una start-up, faccio prodotti per le case di riposo, uso tecnica ingegneristica e intelligenza artificiale, ho scelto di fare questo dopo che in casa abbiamo curato mio nonno con Alzheimer. Allora, io credo che su questo uno che gestisce il mercato del lavoro guarda, e tutto l'altro pezzo che dovrebbe aiutare le famiglie a mantenere a casa più gli anziani senza morire di fatica è tutta la questione della domotica. Certo. Allora, se questa è la mia visione da cittadina comune, io credo che mi sento di dire che forse abbiamo una politica miope, che fa fatica a vedere tutte le complessità, che fa fatica a capire che deve fare regia delle cose
e chiamare tutti a raccolta perché ognuno faccia il suo pezzo per un obiettivo comune. Mi fermo qui. Beh, mi sembra che Maria non si è già candidata come assessore sociale. Maria non difetta né di competenza e né di chiarezza. La sfida lanciata, adesso magari facciamo un focus sul Veneto, visto che abbiamo la fortuna di avere qua il direttore Barone, è una sfida complessa, fatta di tante facce e che vuol provare a tenere insieme i bisogni, le fragilità, le possibilità aziendali di fare welfare sociale e welfare territoriale e la possibilità di un pubblico di rafforzarsi e crescere, ma dialogare con queste realtà. Per fare tutto questo, mi viene da dire, serve formazione delle risorse umane, serve il coinvolgimento delle parti datoriali, delle forze sindacali, serve mettere tante teste non soltanto intorno ai tavoli, ma nella prospettiva di realizzare dei percorsi concreti. Come siamo messi, come le politiche attive del lavoro possono fungere da volano, da strumento per un'alleanza come questa, per una sfida come questa. Qual è il suo pensiero, direttore? Allora io intanto andrei a vedere il bicchiere mezzo pieno. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, poi guardiamo il pezzo vuoto. La Regione Veneto, con la legge numero 15 del 2017, che si chiama Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto, ha messo una bandierina sul tema del welfare, nel senso che si è posto il problema, in particolare quello legato alle pensioni, al sistema pensionistico, e quindi alla necessità di disporre per ogni lavoratore veneto di una previdenza complementare aggiuntiva, proprio perché le carriere lavorative interrotte, l'innalzamento dell'età pensionabile richiedono necessariamente, portano ad avere una pensione nella prima gamba, quella statale, più piccola, anche per le esigenze di budget nazionale. Per cui con questa legge si sono promosse di fatto 5 cose. La previdenza complementare contrattuale previdenziale, la previdenza contrattuale sanitaria, la bilateralità e la partita del welfare aziendale e del welfare territoriale. Questi 5 elementi. Facendo cosa? Facendo attività di promozione, soprattutto di informazione. Noi quando siamo partiti, attraverso l'assegnazione dell'agenzia Veneto Welfare temporaneamente a Veneto Lavoro, nella prospettiva poi che diventasse un soggetto sullo stile dei nostri vicini del Trentino Alto Adige, che dispongono di un'agenzia che specificatamente si occupa di promuovere queste dimensioni di welfare con finanziamenti significativi. Noi siamo partiti con un Veneto che aveva il 32% di adesione alla previdenza complementare pensionistica. Oggi siamo al 45%, quindi non dico che siamo stati importanti in questa operazione. Certamente il Fondo Solidarietà Veneto ha rappresentato un punto decisivo di crescita della previdenza pensionistica per la nostra regione. L'attività principale che noi abbiamo svolto, a parte l'aspetto di comunicazione e di rappresentazione e di raccolta dei casi su cui poi arrivo, è stato il processo di accreditamento, e quindi abbiamo accreditato i fondi che operavano nella pensione integrativa, nella sanità integrativa,
con le caratteristiche di accreditamento che fossero che il loro patrimonio avesse una parte importante di investimento nell'economia reale del Veneto. Tenete conto che i fondi complessivamente cubano, a livello nazionale, cubano in termini di valore di patrimonio come metà del PIL del nostro paese, e gran parte dell'investimento non è nell'economia reale, è in giro per il mondo. Chiaramente lo scopo è di far rendere il patrimonio in modo tale che ci possa essere sicurezza poi nelle pensioni future. Quindi la Regione con questa iniziativa, nonostante che abbiamo avuto di mezzo anche il Covid, ha messo una bandierina e su questo c'è stato un lavoro. Sul versante del welfare aziendale ricordo che nel contesto del premio della produttività, vi cito semplicemente tutte le tipologie di spese che possono essere, sono previste dal legislatore all'interno del welfare aziendale: casse sanitarie, previdenza integrativa, servizio mensa, ticket restaurant, servizi di trasporto, quindi abbonamenti e così via, educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi, tasse universitarie, babysitter, asili nido, mensa scolastica, assistenza anziani e non autosufficienti, che vuol dire badante, strutture residenziali esterne, long term care, benefit, utilità sociale, per esempio corsi di formazione, viaggi, pacchetti benessere, cure odontoiatriche, assistenza domiciliare, fringe benefit, buoni spesa. Quando si affronta il tema, generalmente ci si ferma ai buoni spesa, no? Gran parte, no? Anche nel pensiero comune, la produttività è i buoni spesa. Invece la lista delle cose che si possono comprare sono tante. Noi abbiamo voluto promuovere da questo punto di vista la logica del chilometro zero, del promuovere l'acquisto come welfare aziendale per la quota che uno può, chiaramente è tra le parti la partita, quindi non è una cosa su cui puoi intervenire, però puoi suggerire, magari incentivando, promuovendo, e queste sono tutte iniziative che si possono mettere a disposizione nel momento in cui ci sono le risorse, di promuovere appunto l'idea del chilometro zero, della fornitura di servizi di chilometro zero. E da questo punto di vista ci sono esperienze, noi le abbiamo raccolte nell'ultimo rapporto, il numero 4 di Veneto Welfare. Se andate sul sito www.veneto welfare trovate tutte le pubblicazioni. Abbiamo raccolto i risultati del premio del welfare territoriale. Lo scorso anno abbiamo fatto sperimentalmente, abbiamo tentato 2 iniziative: il premio rivolto proprio al welfare territoriale, andare a vedere i casi interessanti in modo tale che potessero essere visti, raccontati e premiati, e poi abbiamo fatto un premio invece per le tesi di laurea che si occupano di welfare, e anche lì abbiamo visto che ci sono degli spunti interessanti. Sul tema del welfare territoriale collegato con il welfare aziendale, sono molte le iniziative in cui i comuni, insieme alle imprese, insieme ai fornitori di servizi sociali, io ho presente sia nel Vicentino ma anche a Campo Salpiero, altri comuni del territorio, proprio c'è una logica di favorire, anche attraverso un'incentivazione che ci mette il comune dal punto di vista organizzativo e anche di benefici, di utilizzare i servizi territoriali, soprattutto non per i bonus, che quelli li trovi anche su Amazon, ma per tutto il resto, quindi penso agli anziani, agli adulti, ai giovani, ai bambini. C'è da dire che se noi pensassimo solamente a quanto spendiamo di spesa sanitaria cosiddetta out of pocket, quindi con i soldi del nostro portafoglio, che sono circa
50 miliardi di euro nel nostro paese. Capite bene che se noi organizzassimo un po' meglio attraverso fondi sanitari che integrano le spese, un minimo di sconto sicuramente lo riusciremmo a recuperare. Sul versante invece dei caregivers, al momento io credo che la disponibilità di misure di politica attiva rivolte a tutte le persone che hanno terminato un lavoro, perché hanno terminato dal punto di vista della scadenza contrattuale e quindi possono essere presi in carico dai servizi per l'impiego, dai centri per l'impiego, con iniziative di politica attiva che riguardano l'accompagnamento al lavoro, la formazione necessaria per le competenze che servono. Oggi la disponibilità di misure è totale, nel senso che chiunque si presenta al centro per l'impiego oggi, con la presenza del programma GOL e con la presenza delle misure del Fondo Sociale, ha l'opportunità di entrare in una politica attiva, che vuol dire accompagnamento al lavoro tramite il centro per l'impiego e formazione attraverso soggetti accreditati. E c'è da dire che noi ogni mese come sistema dei centri per l'impiego mettiamo a disposizione tra i 5 e i 6.000 posti di lavoro. Quindi all'interno della raccolta dei posti di lavoro noi possiamo anche mettere a disposizione i posti di lavoro che vengono forniti dalle famiglie. Questo accade in alcune zone, non è molto frequente, però accade. E quindi noi possiamo intervenire con un'attività di preselezione immediatamente, nel giro di 5 giorni garantiamo a chi chiede una preselezione di candidati. Quindi in questo momento i servizi minimi legati sia al reimpiego che alla formazione rapida ci sono. Chiaramente un caregiver che ha terminato la sua storia, se vuol diventare OS, quindi operatore di assistenza, deve fare il percorso biennale. Potrebbe esserci un'azione di semplificazione, nel senso che se uno ha delle competenze, si verificano le competenze che ha, insomma, però credo che sia un problema tutto sommato facile da risolvere all'interno almeno della commissione di concertazione, per cui o attraverso il sindacato o attraverso i soggetti che sono rappresentativi o che si fanno rappresentare, secondo me è una cosa su cui si può intervenire abbastanza facilmente. Sono contenta che dica che è semplice intervenire, perché abbiamo giusto un progetto di legge nel quale all'interno si prevede la possibilità, la necessità di riconoscere ai caregiver la competenza che hanno acquisito negli anni, anche perché dai dati che noi abbiamo un caregiver in media in Veneto, più del 20% dei caregiver in Veneto svolge l'attività di cura dai 5 ai 10 anni, e in 5, 6, 7, 10 anni se ne imparano di cose e, come dire, che possono tranquillamente sostituirsi, io credo, a un tirocinio da operatore sociosanitario. Ma nel contesto... Faccio un esempio. Noi per esempio, operando con i tirocini extracomunitari, siamo in grado di accogliere operatori che avevano la qualifica nel loro paese di OS e che attraverso un periodo di tirocinio possono acquisire la qualifica qui. Quindi ci sono già delle soluzioni che cominciano ad essere formalizzate. Sì, diciamo che dal nostro punto di vista quello che manca è un sistema, perché come ci ha raccontato ci sono degli inizi di soluzione, ci ha spiegato di questa bandierina che intanto il Veneto ha messo qualche anno fa sul tema del welfare con questa legge, ma quello che vediamo dal nostro osservatorio è che spesso
diciamo, nella solitudine domestica di chi fa il caregiver non si riesce ad arrivare con risposte che il caregiver ritenga sufficienti per garantire la propria, diciamo, salute fisica, mentale, il proprio ricollocamento e la possibilità di essere davvero un attore attivo della comunità, non soltanto una persona che gestisce un problema personale. Ecco, questa è la sfida, io credo, proprio di far fare un salto sociale in termini di coesione, di contributo alla coesione a questi cittadine e cittadini che spesso sono un esercito silenzioso e non vengono visti dal sistema se non accedono loro per propria iniziativa, ma non sono presi in carico dal sistema. Io uso spesso questo termine, però dà l'idea, credo, no, delle sfide di cui parlava Maria prima. L'ultima domanda la faccio, torno da Federico. Un esempio concreto di alleanza è il progetto Boccata d'Aria. In Francia, si scrive appunto nel libro, questo progetto è mutuato da una progettualità francese, boulanchonnage, che si traduce pianto le tende a casa tua. Cos'è questo Boccata d'Aria e perché può essere un esempio di alleanza interessante? Diciamo che serve appunto l'ecosistema di comunicazione, di promozione, di solidarietà per sviluppare questi progetti, e poi servono anche le esperienze concrete. Una di queste, dove abbiamo cercato di dare una risposta a tutta una serie di variabili che qui sono state poste come variabili critiche, è stato proprio questo della boccata d'aria o del sollievo a domicilio. Si sa che il sollievo dopo l'informazione è la più importante richiesta, un più importante bisogno espresso dai caregiver in tutta Europa, e quindi la soluzione tradizionale posta nel nostro paese, in diversi territori, è proprio quella del ricovero di sollievo per un periodo estivo, 15 giorni, nelle strutture, e questo a parte delle difficoltà organizzative, strutturali, i rischi un po' di squilibrio della persona, ci ha fatto pensare guardando le esperienze degli altri paesi, in questo particolar modo in Francia, dove funziona da oltre 10 anni, di fare questa prova, e l'abbiamo fatta, ripensata e rimodulata, cercando di dare la risposta a diversi fattori critici che qui sono stati messi in piedi. In primo luogo il lavoro con i servizi sociali, per cui sono i servizi sociali che individuano, dopo la presa in carico, le situazioni dove il sollievo è necessario per garantire, per aiutare questa continuità assistenziale, e quindi anche per dare fiato, ma dare anche la possibilità al caregiver di fare un suo personale piano di conciliazione per pensare a riprendersi dei pezzi di vita, dei pezzi di lavoro, delle opportunità, eccetera. La seconda strada è stato quella di pensare a chi poteva fare questo sollievo, e a questo punto l'idea è stata proprio questa, di andare a cercare in primo luogo fra i caregiver che avevano smesso di fare i caregiver, quindi avevano maturato questa capacità di lettura a 360 gradi del bisogno, e quindi svolgere questa funzione di sostituzione del caregiver per il breve periodo, per le funzioni, e anche differenziandolo rispetto alla criticità ovviamente assistenziale della persona di cui il caregiver si è preso carico. Abbiamo fatto un accordo sindacale territoriale, definito un profilo professionale, l'applicazione del contratto collettivo del lavoro domestico, che ha delle caratteristiche di flessibilità molto importanti, e ci ha consentito di fare questa azione sperimentale, dove però, e chiudo, abbiamo inserito una variabile importante, cioè come viene pagato questo servizio. Viene pagato in compartecipazione dagli utenti, con ovviamente in base all'ISEE, con ovviamente le esenzioni in caso di disabilità, eccetera, quelle normali, ma soprattutto il pagamento viene effettuato con una modalità tecnologica mutuata, cioè è stata messa a disposizione da una piattaforma di welfare aziendale che consente il pagamento online con carta di credito della quota di compartecipazione, e ci permette anche, e questo è il passo che stiamo sviluppando adesso, di fare confluire su questo pagamento le risorse di welfare aziendale, di quello agevolato fiscalmente,
che le aziende e di caregiver lavoratori informati e sensibilizzati sono in grado di mettere a disposizione, in questo modo abbassando complessivamente il costo per tutti di questo servizio. E quindi questa per me è una grande soddisfazione, difficilissimo, complicatissimo, ma al tempo stesso una prova che si può fare perché la strada credo che, ovviamente come dice giustamente Maria, non c'è la bacchetta magica, però è un pezzettino che, se funziona e come funziona, può essere di esempio, di diffusione. Grazie. Noi abbiamo concluso il tempo della diretta a nostra disposizione. Vorrei chiudere con una frase che ha scritto Federico nel libro, cioè che la cura è il filo che evita alla società di spezzarsi, e se questo è il principio da cui partiamo e l'obiettivo a cui tendiamo, dovremo davvero provare a costruire politiche pubbliche da un lato e a chiederci se questa alleanza sia possibile in maniera sempre più frequente, per rafforzare ciò che il pubblico ha la responsabilità di costruire e per vedere ciò che c'è al di là dello steccato e che insieme può contribuire a rendere più facile la vita di chi si prende cura. Grazie a Federico Boccaletti, a Maria Trentin, a Tiziano Barone, a tutti i presenti e a chi ci ha seguito da casa. Con questa domanda aperta e con queste sensibilità al confronto vi lasciamo e ragioniamo e continuiamo a ragionare assieme.